Archiviata la vittoria in trasferta contro il Volle Terrasini, le ragazze della SEAP Pallavolo Aragona hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di coach Paolo Collavini. La formazione biancazzurra prepara la sfida casalinga di sabato 9 marzo al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento contro il Nola, ultimo in classifica con soli 5 punti, frutto di 2 vittorie, una delle quali ai tie break e 15 sconfitte. La gara, su esplicita richiesta della squadra campana, inizierà alle ore 15:30 ed è valida per la 19ª giornata, sesta di ritorno del campionato di Serie B2 Girone I. La SEAP Aragona deve necessariamente vincere, senza perdere ulteriori set, per continuare la rincorsa al primo posto, distante soltanto 3 lunghezze, ed è ancora occupato da Santa Teresa del Riva, che sempre sabato prossimo ospiterà il Volley Reggio Calabria, squadra in piena lotta per i playoff. La formazione del presidente Nino Di Giacomo si allenerà tutti i giorni e svolgerà la rifinitura venerdì prossimo al Pala Nicosia. Coach Paolo Collavini dovrebbe recuperare la centrale capitano Francesca Cusumano, reduce da un infortunio muscolare. Tutte le altre atlete, ad eccezione della palleggiatrice Martina Baruffi, impegnata nella riabilitazione e recupero post-intervento chirurgico alla caviglia, solo in ottime condizioni fisiche. La gara, se a Paragona-Nola, sarà diretta dal primo arbitro Andrea Caron e del secondo arbitro Gabriele Mandegna, entrambi del Comitato Territoriale FIPAV di Palermo. I due giovani direttori di gara al termine della scorsa stagione hanno ottenuto la promozione al ruolo nazionale. Il match di andata si concluse 3-0 per la SEA Paragona.